La processione in mare a bordo di un peschereccio, lo sbarco sulla banchina e poi la salita verso l'oratorio che per secoli ha rappresentato un punto di riferimento per marinai e pescatori. Seppur sotto una pioggia passeggera, Santa Margherita Ligure ha celebrato i festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo, vescovo e martire, patrono della marineria. Quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco ha preso parte alle funzioni a terra, sottolineando nell'omelia l'apporto che gesti quotidiani e comunità possono dare alla pace. La pace nasce dal Signore Gesù, ci ha ricordato il Santo Padre Leone, e dobbiamo accogliere questa pace di Cristo in noi, per poter diventare noi, ciascuno di noi, operatori di pace là dove viviamo. Direi, sembra che sia una questione così molto lontana. Ecco, noi cerchiamo di far pace nelle nostre famiglie, nei nostri borghi, nelle nostre città, eccetera. Può apparire lontana, nel senso che come fa ad incidere sui grandi conflitti che oggi ci sono nel mondo. Questo da un certo punto di vista è vero, però da un altro punto di vista noi crediamo fermamente che c'è un filo invisibile che unisce tutta l'umanità, per cui il bene, purtroppo anche il male, può passare da uno all'altro per vie invisibili. Noi crediamo e vogliamo che soprattutto il bene della pace, della giustizia, circoli attraverso questa via invisibile ma reale e raggiunga il cuore di chi deve decidere, chi deve operare a certi livelli. Alla fine delle celebrazioni religiose, il cardinale Bagnasco ha ricevuto alcuni omaggi, tra cui una fotografia di uno dei luoghi più celebri di Portofino, scattata però da una prospettiva unica. È una fotografia fatta da sott'acqua di San Giorgio, della chiesa di San Giorgio. Ci ho messo 20 anni a fare questa foto, 20 anni, 1000 prove. Ma poi mi è venuta, io sono un subacqueo in apnea, vado sempre da 60 anni quasi. Ho studiato questa foto e poi dico, ma c'era una secca, c'era un po' di mare, di barche. Cosa ho fatto? Sono andato con la mia macchina fotografica che è Ultra e ho scattato 30 foto una dietro l'altro su questa onda che continuava a salire. L'ho guardate, c'era quella prima, c'era quella dopo. Ma quella è una foto, avete visto, spettacolare. Sott'acqua non l'ha mai fatta nessuno, hanno fatto foto dall'alto, da tutte le parti, ma poi con la mia passione di fotografare, di riprendere. Io portavo Folco 15 sott'acqua sul promontorio di Portofino, l'ho conosciuto tanti anni fa, l'ho portato dal dragone, poi l'ho fatto scendere in acqua, è arrivata una luce che sapevo del sole e ha illuminato tutte le gorgogne gialle e rosse, le ha fatte brillare e sono diventato amico di Folco 15. Dal mare arrivava lo sguardo carico di speranza di pescatori e marinai, così ancora oggi, con lo stesso sentimento, la comunità sammargheritese continua a celebrare la festa di Sant'Erasmo, tra fede e identità marinara. Per i sammargheritesi la festa di Sant'Erasmo sicuramente rappresenta una centralità perché devo dire che i sammargheritesi sono gelosi delle loro feste, amano la tradizione perché è nel loro DNA questo elemento, anche perché diciamo la tradizione, questi eventi religiosi sono quegli eventi che praticamente radicano al territorio. Se manca questo radicamento determinato da questi eventi, il territorio non esiste più la nostra identità. E quindi questi, diciamo, quasi inconsciamente il sammargheritese è legato soprattutto a queste tradizioni religiose, ma non solo, perché poi sono religiose ma nel contempo hanno un aspetto anche sociale, perché sono aggregazione, sono diciamo solidarietà, sono tutti elementi che messi insieme poi fanno questo elemento aggregativo che rappresenta un po' la città, ecco.